dato sulla disoccupazione, ma soprattutto sull'inoccupazione e sui net, i giovani che non studiano e lavorano, sono dati certificati dall'Istat che per noi rappresentano la testimonianza di ciò che viviamo tutti i giorni. Le nostre sedi sono piene di persone che vivono nella povertà, nella disperazione, nella impossibilità di poter essere ricollocati nel mondo del lavoro, e di moltissimi giovani. Il flusso migratorio verso il nord e verso altri paesi è ripreso negli ultimi anni in maniera esponenziale. I giovani vanno via, molti di loro sono laureati e non rientrano poi nel nostro territorio, impoverendo una condizione, perché chiaramente come si interviene rispetto a una crisi di questa dimensione? Vanno innanzitutto definiti interventi che arricchiscono il territorio e favoriscono la possibilità di nuovi insediamenti produttivi, attrezzando il territorio. I dati della crisi testimoniano una situazione devastante nel nostro territorio e soprattutto in Sicilia, con l'aggravante che purtroppo i governi, le istituzioni, soprattutto la politica, sono ancora impegnate con vecchi metodi di raccordo fra di loro per mantenere il potere, ma nettamente distanti da ciò che il territorio ha bisogno, e soprattutto tanti lavoratori, lavoratrici, giovani, anziani hanno bisogno a Catania e in Sicilia. La CISL continuerà a manifestare per le inefficienze che ci sono.